In occasione di una puntata del rotocalco televisivo speciale FIGC in onda su Televideo Agrigento con ospiti studio Stefano Valenti ed Angelo Caramanno, si è parlato delle rappresentative provinciali di calcio a 11, allievi e juniores. Proprio l'allievi quell'anno riuscì a diventare campione regionale di categoria, che consentì di partecipare alla fase nazionale. Di quella squadra faceva parte Edoardo Giuliano, anch'esso ospite in studio, che si confermò ottimo realizzatore. Ebbene, è notizia di questi ultimi giorni che il ragazzo di origini castelterminesi si è approdato in Serie B con il Cosenza. Ma vediamo di ripercorrere la sua pur breve carriera. Cresciuto nella cantera del Casteltermine e riconosciutegli le grandi qualità di fantasista con il vizietto del gol, Edoardo Giuliano, classe 2004, è riuscito a spiccare il volo. Sicuramente le tante presenze con la prima squadra del suo paese, allenata dal valido tecnico Pino La Bianca e diretta dal suo presidente San Vito, e quelle non meno importanti nelle varie rappresentative provinciali ed anche regionali, gli hanno spianato la strada verso palcoscenici importanti. Il suo nome era ormai sui tanti taccuini di osservatori di club ed oggi Edoardo Giuliano è un nuovo tesserato del Cosenza Calcio, club storico calabro che milita in Serie B. Il suo percorso non è stato facile e nella stagione 2018-19 ha fatto parte della rappresentativa del Siracusa in Lega Pro, partecipando al campionato nazionale Under 15. Dopo la ben nota defiance della compagine Aretusea, il giovane Giuliano ritorna nella sua Casteltermine dove debutta in prima squadra nel campionato di promozione ad appena 15 anni. Qui si mette subito in evidenza, riuscendo a siglare ben 6 reti, davvero tante per un giovanissimo e al proprio debutto tra i grandi. Ex capitano della rappresentativa provinciale di Agrigento e poi quella regionale Under 17, adesso corona il sogno di approdare tra i professionisti e partecipare ad un campionato di B con la nazionale Under 17 del Cosenza e rimanere nel contempo aggregato alla Primavera 2 con i Lupi della Sila.